Seconda corsa per Neo 3 anni sulla distanza del miglio, sono in 9 dietro l'autostart, lo schieramento, 1 Elegante GSO, 2 Euridice, 3 Elma di Girifalco, 4 Evita Trio, 5 Ecuador Griff, 6 Emily Matley, seconda linea 7 Ezechiela, 8 Ernest Inno, 9 Exmoor dei Greppi. I favori per Evita Trio numero 4 Marco Stefani in sediolo. In partenza proprio Evita Trio, rimane lontana mentre lottano per il comando Elma di Girifalco e all'esterno Ecuador Griff. Elma di Girifalco conquista il comando. Numero 9 Tanto fuori anche Elegant GSO, Exmoor dei Greppi, squalificato. Squalificato Exmoor dei Greppi, in testa c'è Elma di Girifalco. Numero 4 Evita Trio, squalificato Ambio. Intanto è squalificata anche Evita Trio. In seconda posizione passa così Ecuador Griff. In terza Emily Matley. Numero 1 Elegante GSO, squalificato. Se ne vanno i primi 400 numero metri, 2 Euridice, squalificato. Fioccano intanto le squalifiche, che Elegante GSO ed Euridice squalificati, e così se ne vanno i primi 500 metri con in vantaggio Elma di Girifalco. Nei confronti di Ecuador Griff poi Emily Matley. Via via gli altri, i primi 600 metri completati tranquillamente da Elma di Girifalco, che si trascina Ecuador Griff, quindi Emily Matley, in quarta posizione Ezechiela, più indietro c'è Ernest Inno, che era l'altro debuttante, che cerca di riavvicinarsi alla coda del gruppo. Intanto se ne va il primo chilometro, coperto dalla testa in 1:19,3. Ha mosso all'esterno intanto Emily Matley, che scatta a 500 dalla conclusione, va sul leader che ha problemi di andatura e sbaglia e passa in vantaggio così numero Emily 3 Matley a 400 dal palo, squalificato. all'interno da Ecuador Griff, mentre al largo c'è la progressione di Ezechiela. Ezechiela va su Emily Matley, che è ancora a mezza lunghezza di vantaggio al completamento della curva conclusiva, entra addirittura d'arrivo in vantaggio Emily Matley. Frazione in 15,8, insiste all'esterno Ezechiela, ma si difende ancora Emily Matley. Finali con Emily Matley che vince su Ezechiela, terzo posto all'interno per Ecuador Griff, 1:18,3, 31,2 a chiudere. Vince quindi Emily Matley con Battista Congiu in salchi e al training. Andiamo a rivedere le battute conclusive con Emily Matley e Battista Congiu, che firmano questa prima professionisti all'Arcoveggio del 2023, controllando Ezechiela ed Ecuador Griff, l'allieva quindi di Maurizia Bertolani, viene a vincere la sua prima corsa in carriera